Fattore Di Matteo. Grazie Presidente. Buongiorno signor Barbera, mi sente? Sì, buongiorno dottor Di Matteo. Senta, soltanto qualche specificazione a completamento del lungo esame che ha reso rispondendo alle domande del collega. Volevo tornare un attimo su via Ughetti. Allora, un attimo soltanto che abbiamo il sito riservato al collegamento di Brusca, con la presenza di Brusca dobbiamo... Sì. Allora, aspettiamo qualche minuto, vediamo se possiamo sollecitare. Chiamiamo il sito riservato di Brusca Giovanni. Sì, Presidente. Sì, il difensore possiamo sollecitarlo a rientrare perché dobbiamo riprendere l'udienza. Sì, adesso lo sollecitiamo, Presidente. Grazie. Presidente, mi scusi, possiamo... Prego. No, in realtà anche volevo dare un avviso, però è necessaria anche la presenza del difensore di Brusca, quindi magari... Lo rimandiamo a dopo.
Presidente, chiedo scusa, dal sito riservato di Brusca. Sì. In questo momento è arrivato l'avvocato Fiormonti. Ah, è arrivato l'avvocato Fiormonti, va bene. E allora... Sono l'avvocato Fiormonti. Sì, avvocato, purtroppo diciamo che ci avete creato qualche problema, perché avevamo sospeso, no, lei non chiedo era, scusa a tutti. non era presente ovviamente Sì, lei, però questo avevamo fatto una inconveniente. breve sospensione e ci siamo ritrovati senza il suo sostituto. Comunque, per fortuna stiamo recuperando, recuperiamo in tempo. Sì. E allora, siamo Chiedo adesso tutti scusa per presenti. il disguido, grazie. Prego, prego. Allora, siamo tutti adesso presenti, ridiamo la parola al dottore Di Matteo che stava formulando una domanda, a questo punto è meglio riformularla. Signor La Barbera, volevo tornare un attimo sull'argomento della vostra permanenza in via Ughetti. Lei poc'anzi ha detto che avete deciso di trovarvi questo appartamento appena ha iniziato a collaborare, si è avuta notizia dell'inizio della collaborazione di Balduccio Di Maggio. Ma può specificare meglio, anche se lo si può intuire, a quale scopo avete trovato questo appartamento, quindi? A parte che sappiamo quello che portiamo, nel senso quello che si stava facendo quel periodo, e quindi c'era Gioè si sentiva un attimo braccato, non sapeva se fare il latitante oppure essere, siccome servivamo in Cosa Nostra, non tutti potevamo fare i latitanti, c'erano i latitanti che era Brusca e Bagarella, quindi dovevamo stare dietro a loro, e si decide di prendere questo appartamento in via Ughetti per stare un po' lontano da casa, però giravamo con le macchine nostre e poi frequentavamo Palermo, si evitava di andare ad Altofonte, solo questo, poi si stava in giro. Ma c'era anche, le chiedo, una cautela in previsione di un possibile mandato di cattura, di una possibile ordinanza cautelare nei vostri confronti e quindi del possibile inizio di una latitanza da parte di qualcuno di voi? Se si riusciva a sapere, a capire cosa stesse dicendo il Balduccio Di Maggio, da lì, perché ognuno, quando ancora non succede una reale collaborazione, si pensa sempre ma ne parlerà di me ne parlerà, e allora in quell'occasione, visto che poi si è saputo, dopo l'arresto di Torrina, si è saputo di Balduccio Di Maggio, in attesa di capire bene che cosa stesse dicendo il collaboratore, eravamo ancora in una fase per poi eventualmente cominciare a fare latitanti. Ho capito. Senta, ma come ve lo siete procurati questo appartamento? Chi vi ha eventualmente aiutato a reperire questo appartamento, o lo avevate già nella vostra disponibilità? No, l'ha trovato, si è interessato Gioè, non mi ricordo tramite chi, l'abbiamo fatto affittare a un ragazzo che lavorava con me, gli ho dato, è andato, mi sembra all'agenzia, è andato all'agenzia, siccome era un palazzo dove ci stavano tutti universitari, quindi erano tutte persone, c'era un via vai, erano piccoli appartamentini dove appunto c'è l'università vicino lì, in via Ughetti, e tramite questa persona che lavorava con me, un ragazzo incensurato, abbiamo affittato questo appartamento. Quindi avete fatto anche un minimo di verifica su chi abitasse e frequentasse quel palazzo? Verifica fra virgolette, ripeto, non eravamo latitanti, quindi non
no, non mi ricordo di aver fatto verifica. Poi è successo, ma è successo così quasi per caso, che ci abitava un amico, era amico fra virgolette, insomma un conoscente, un amico di Gioè, che era un rapinatore di Palermo, che stava lì con la compagna, una compagna, mi ricordo, una compagna straniera con un bambino, ma per caso, mi sa che si sono incontrate nell'ascensore, nelle scale, anche lui latitante, dico anche lui latitante, e si sono rivisti là, ma non organizzati. Le faccio direttamente la domanda a cui preludevano queste domande preliminari. Avete saputo, lei ha saputo prima di essere arrestato, quando ancora utilizzavate questo immobile per i vostri incontri con Gioè e con Mario Santo Di Matteo, o ha saputo eventualmente dopo se nello stesso immobile ci fosse un appartamento nella disponibilità di un funzionario dei servizi di sicurezza, dei servizi segreti? No, che sappi io non ci risultava. A lei non risultava? Giusto? Ho capito? A lei non risultava? No. No, dottore, no. È la prima volta che ne sente parlare oggi con questa domanda del pubblico ministero? Sì, mi sembra la prima volta che ci abitasse qualcuno dei servizi segreti, non sapevamo e lo sto sapendo adesso. Senta, andiamo ad un altro argomento. Lei all'inizio del suo esame ha parlato, nel momento in cui stava riferendo alcuni degli omicidi a cui ha partecipato, dell'omicidio, del duplice omicidio in realtà, Milazzo-Bonomo. Lei ha partecipato personalmente a questi due omicidi? Sì. Giovanni Brusca ha partecipato personalmente a questi due omicidi? Sì. Questi due omicidi sono avvenuti contestualmente o a distanza di qualche tempo l'uno dall'altro? E che rapporto c'era tra Milazzo e la signora Antonella Bonomo? Per quello che vi risultava, non le chiedo eventuali notizie apprese in sede processuale o peggio ancora in sede giornalistica. Allora, il fatto uno dall'altro è successo prima Vincenzo, Milazzo e dopo qualche giorno la fidanzata. Erano molto affiatati, stavano insieme, si vociferava che la Bonomo aveva un parente nei servizi segreti. Siccome il Milazzo era molto, ripeto, cioè stavano insieme perché Vincenzo Milazzo intanto era latitante in quel periodo e spesso erano insieme anche durante la latitanza e quindi si pensava che gli poteva raccontare quei fatti, diciamo che dei fatti che stanno succedendo in Cosa Nostra, quindi almeno questo è quello che si è detto lì. Si poteva pensare che raccontava le cose a questo parente dei servizi segreti e quindi la decisione di eliminarlo. Senza entrare nello specifico, ma come li avete eliminati? Con l'utilizzo di armi da fuoco? In che modo si è trattato di... Allora, Vincenzo Milazzo, che curava la latitanza, era molto amico di Vincenzo Milazzo, e Gioacchino Calabrò, che era molto amico, che gli procurava le case, gli procurava, che poi l'omicidio della Bonomo è successo proprio a casa, dove c'è la casa estiva di proprietà di Gioacchino Calabrò. È stato lui a dire a creare un appuntamento dicendo che gli volevano parlare, l'ha portato in una campagna che non conosco la zona come si chiama, e è stato proprio il Giovanni Brusca a sparare a Vincenzo Milazzo, mentre la Bonomo è stata
è stata presa in inganno, è stata portata appunto da Gioacchino Calabrò nella villetta di sua proprietà e lì è stata strangolata. Senta, ma Vincenzo Milazzo ricopriva in quel momento delle cariche o comunque dei ruoli direttivi all'interno della famiglia mafiosa alla quale apparteneva o del mandamento mafioso? Sì, era il capomandamento assoluto di Alcamo e provincia. Capomandamento di Alcamo e provincia. Allora, le faccio le ultime due domande sul punto. Intanto lei ricorda quando, in che mese, con la maggiore precisione possibile, ove lo ricorda, siano avvenuti questi due omicidi che abbiamo capito essere assolutamente collegati tra di loro? Dottor Di Matteo, mi sembra luglio, ne ho parlato specificamente subito quando ho iniziato a collaborare, comunque luglio 92. Luglio 92. No. Sì. Non riesce a essere più specifico, per esempio, vabbè, poi lo possiamo dimostrare in altro modo. No, le faccio una sola domanda. Abbiamo capito che Giovanni Brusca ha partecipato personalmente anche alla esecuzione di questi due omicidi. Lei sa se prima della esecuzione dei due rispettivi omicidi Giovanni Brusca, proprio in funzione di questo programma criminoso, andò a incontrare Salvatore Riina? Sicuramente sì, perché la decisione poi all'ultimo l'ha presa lui. Io voglio dire, c'è stato qualche discorso fra i due, ma già un discorso era un'antipatia che durava già da tempo, e dopo la strage di Capaci ha ottenuto il lasciapassare per uccidere a Vincenzo Milazzo. Questo gliel'ha detto Giovanni Brusca? Sì. Ha ottenuto il lasciapassare da chi? Da Totorrino. Lei sa se questo lasciapassare che ha ottenuto dopo la strage di Capaci e quindi prima dell'omicidio sia stato concesso in occasione anche di un incontro in cui i due si sono visti, personalmente incontrati? I due sono Giovanni Brusca e Salvatore Riina? Non lo so, so che dopo la strage e dopo un po' di tempo lui ha manifestato che aveva un incontro con suo padrino, e in occasione, quando è tornato, dopo poco tempo è avvenuta l'uccisione, si sono presi i provvedimenti per Milazzo e Bonomo. Ho capito. Quindi dopo la strage di Capaci Brusca glielo dice che doveva andare a incontrare suo padrino, cioè chi è il padrino Giovanni Brusca? Sì. Lo vuole specificare cortesemente chi sì, è? Ce l'ha detto. Chi è il padrino di Giovanni Brusca? Totorrino. Va bene. Guardi, soltanto per la precisione, il concetto è assolutamente chiaro, anche la sua dichiarazione anche a distanza di tanti anni, però le volevo leggere quello che lei ha dichiarato in un'udienza pubblica del 6 giugno 97 nel processo allora in corso davanti alla Corte d'Assise di Firenze per le stragi del continente. Per i signori avvocati, pagina 37 e 38. Lei ha detto testualmente: so solo, detto da Giovanni Brusca, che ogni volta che si doveva fare un omicidio del genere, tipo la soppressione del Vincenzo Milazzo, il Giovanni Brusca diceva che era andato dal suo padrino e che avevano deciso l'eliminazione di Vincenzo Milazzo assieme alla fidanzata, per come poi è avvenuto. Qui è leggermente diverso, nel senso che oggi lei ha detto Giovanni Brusca dopo la strage mi disse che doveva andare da Totorrina per questo motivo. In questa dichiarazione, che è più prossima, più vicina all'inizio della sua collaborazione e quindi ai fatti, lei diceva che Brusca
tornando dall'incontro con Totorrina diceva che questo incontro c'era stato e che aveva avuto ad oggetto questa soppressione di Milazzo e della fidanzata. Riesce a ricordare con precisione il dettaglio? Il dettaglio, io mi ricordo che dopo la strage di Capaci si è tenuto un pochettino ognuno per vedere quello che succedeva dopo, quindi stiamo parlando di latitanti, quindi si è preso un po' di tempo, poi ha detto adesso mi devo incontrare con mio padrino e vediamo a che cosa dobbiamo dare la precedenza, nel senso, perché sapevano i fatti che dovevano poi susseguirsi, no? Sì. Questo me lo dice pure Gioè. Da lì è passato pochissimo tempo e subito ci siamo organizzati per commettere questo duplice omicidio, quindi la precedenza a questi 2 omicidi. Poi contemporaneamente, vabbè, la strage di Via D'Amelio, che non appartiene al gruppo, diciamo, nostro, e poi subito dopo, settembre, Ignazio Salvo. Quindi è questo che colloco io, la sua. Poi c'era Bagarella, che magari si vedeva più spesso con suo cognato, quindi i rapporti li tenevano sia Bagarella che Brusca. Va bene, grazie. Senta, invece io devo tornare un attimo sull'incontro con Biondino a proposito del messaggio relativo, poi abbiamo appurato, alla via Ventura e tutto quello che abbiamo detto, che non voglio riepilogare. Non è una domanda sulla tempistica, perché anche a seguito di contestazione lei ha dato una risposta dicendo che era più preciso il ricordo nei primi verbali. Io le voglio porre una contestazione non sulla tempistica, ma sul contenuto dell'incontro con Biondino, che è vero che lei, ne do atto, nel verbale del 14 settembre 2012 ha descritto allo stesso modo in cui lo ha descritto oggi, però precedentemente scusi Presidente, devo trovare, precedentemente, in epoca più vicina all'inizio della sua collaborazione, tra l'altro all'udienza pubblica del 24 settembre 1997, procedimento a carico di Mannino Calogero, lei ha testualmente detto, pagina 128 della trascrizione: Pubblico Ministero, ultima parte di pagina 127. Signor La Barbera, sono il dottor Teresi, volevo chiederle questo. L'indicazione che le hanno dato di via Ventura, lei ha spiegato perché le è rimasto impresso l'indirizzo via Ventura, ma le hanno mostrato il luogo, le hanno detto con esattezza il numero civico o le hanno detto genericamente via Ventura? La Barbera, no, io ho detto, ho portato un messaggio. Pubblico Ministero, sì. La Barbera, da parte di Bagarella, in occasione che andavo a casa di Biondino per altre cose, mi ha detto in particolare di dirgli che mi ha detto Luca Bagarella che quella cosa o quelle cose, adesso non mi ricordo il particolare della cosa, insomma di fare capire a Salvatore Biondino che in via Ventura tra le 5 e le 5 e mezza del pomeriggio arrivava quella cosa. E poi, vabbè, ho saputo che lì aveva la segreteria Mannino, ma questa è una cosa successiva. Cioè lei in questo verbale ha spiegato ai giudici che in quell'incontro con Biondino era stato lei a portare il messaggio di Bagarella. Non so se ha capito la differenza. Allora, quindi in sostanza la Barbera dovrebbe specificare, perché in effetti era stato un po' equivoco anche nelle precedenti dichiarazioni, dicendo una cosa e poi anche il suo contrario apparentemente. Cioè il messaggio
che riguardava questo vino che doveva arrivare era di Bagarella indirizzato a Biondino, o da Biondino le fu detto per portarlo a Bagarella? Perché anche prima dell'interruzione, quando lei ha riferito su questo, è stato un po' impreciso. Vediamo se riesce a ricordare. Sì, allora lui, Bagarella mi dà l'ambasciata, quindi io deduco che lui ha notizie di questo obiettivo in via Ventura. Io poi vabbè collego via Ventura perché c'era allora, ma quale ambasciata? Quale ambasciata? Così cosa deve riferire lei per conto di Bagarella a Salvatore Biondino? Che arriva, poi vabbè, se ho detto pure gli orari, adesso è passato tanto tempo, però se ho detto pure gli orari è perché mi ricordavo bene che il pomeriggio arrivava questa persona. Dopo la risposta dopo un periodo, perché ci andavo spesso da Biondino mi risponde all'ambasciata di Bagarella dicendomi il vino si può andare a prendere là. E io la stessa, per come me la dice, infatti Bagarella capisce di che cosa si parla. Ma io Bagarella le parlò proprio di via Ventura, l'indicazione di via Ventura gliela diede già Bagarella o no? Ma via Ventura adesso... signor Presidente, non mi sto ricordando se me lo dice Biondino o se me lo dice coso, Bagarella. Io mi rimane impresso solo perché è un posto dove vado sempre, ma non so di che si tratta. Pubblico Ministero. Quindi, se non abbiamo capito male, lei la prima volta va da Biondino su incarico di Bagarella. Sì, in occasione che ci vado mi dice di dirgli queste cose, sì. Di dire che quella cosa arriva il pomeriggio, se ho detto 5 e mezzo, questo non me lo ricordavo, comunque arriva quella persona. E questo glielo dice Bagarella a lei per dirlo a Biondino? Per dirlo a Biondino. Va bene. Biondino si prende un po' di tempo, che ci andavo non dico ogni sera ma quasi spesso quel periodo, mi dice si può andare a ritirare quel vino lì dove abbiamo parlato l'altro giorno. Ho capito. E siamo certamente prima dell'arresto di Totorrina e di Biondino. Questo è... Assolutamente sì, assolutamente. Grazie signora Barbera, io non ho altre domande. Sperando di poter risolvere questo problema, questa eco fastidiosa, vediamo con i difensori di parte civile se ci sono delle domande. No, nessuna domanda. Nessuna domanda, e allora passiamo ai difensori. Chi vuole? Avvocato Anania. Buonasera signor La Barbera. Ma io non ho capito, il pubblico ministero c'è tornato sull'argomento di questa ambasciata tra Bagarella e Gambino Giacomo Giuseppe. No, per la verità non ha parlato di Gambino Giacomo Giuseppe, ma di Salvatore Biondino. Di Biondino. Ora lei ultimamente non ha più parlato, nell'ultima risposta non ha più parlato del vino, ha parlato di quella persona. Me lo fa capire, me lo spiega meglio questo del vino? Sì, avvocato, gliela spiego di nuovo, perché dato i tempi che sono trascorsi, quando mi ha letto il verbale il dottor Di Matteo ho fatto mente locale, glielo rispiego. E io mi devo recare da Biondino, in occasione mi dice digli a Salvatore, a Totò Biondino, che quella persona viene il pomeriggio, non mi ricordavo l'orario, adesso mi ha fatto mente locale il dottor Di Matteo. Perfetto, perfetto. Dopo un po' di tempo che io ci vado spesso, ci andavo spesso da Salvatore Biondino, mi dice di rispondere di a Luca che quel vino è arrivato. Ho capito. Quindi ci può andare. Sì. Quindi Bagarella non le aveva parlato del vino o della via Ventura, mi pare. No, allora la via Ventura
Avvocato, a questo punto mi sorge il dubbio, qualcuno mi ha detto via Ventura, perché se no io non lo sapevo e non so tuttora che cosa c'è in via Ventura. E mi è rimasto impresso a distanza di tempo, gli ho detto ai magistrati, perché mi recavo spesso in quella via, che c'era un ufficio che si interessava di cooperativa, in quella circostanza. Su questo affare del vino lei poi ha saputo se era effettivamente vino che si doveva ritirare o erano armi? Vatanania, tu questo l'ha già detto prima, cosa ha inteso e che cosa, quindi credo non sia necessario ripeterlo. Negli incontri tra Gioè e Bellini, lei ne ha descritti, ne ha raccontati diversi, lei ha mai visto Bagarella incontrarsi o essere presente a questi incontri? Mi risulta. Le risulta o non le risulta? Non ho sentito. Non mi risulta che Bagarella si incontrasse con Paolo Bellini. Ma di questi incontri e degli argomenti che trattavano nelle discussioni tra Bellini e Gioè, le risulta che Bagarella ne fosse a conoscenza? Era a conoscenza di tutto ciò che accadeva fra Gioè e Bellini, perché finendo il colloquio, prima di prendere appuntamento, il Gioè riferiva a Bagarella e a Brusca. Questo le risulta. L'affare del proiettile, lei ha detto nel giardino di Boboli a Firenze, la collocazione di questo ordigno, che cos'era? Che proiettile, che era una cartuccia, un proiettile, una bomba, cos'era? Allora, quello che ha fatto capire Mazzei, infatti io, per come l'ha detto, l'ho raccontato ai magistrati, stava facendo che c'era delle finestre che davano sul giardino Boboli, non avevo capito se era un proiettile con dell'esplosivo dentro, un proiettile credo imbottito di esplosivo, o benzina o quant'altro, non l'ho mai capito. Poi non sapevo manco che si trattasse di questo indirizzo che ha detto lei. Lei ricorda l'anno in cui Francesco Di Carlo emigrò per Londra? L'anno mi ricordo, siamo una data antecedente all'80, non credo, penso 78 o 79. Quando Bellini consigliò, forse meglio, che sarebbe stato più opportuno compiere un danneggiamento contro i monumenti d'Italia, lei era presente? Come lo ha percepito o glielo ha riferito Gioè? Ho riferito Gioè parlandone con Brusca e Bagarella. Ho capito, quindi Bellini lo avrebbe detto a Gioè poi lo ha riferito a Brusca e Bagarella, questo è il senso, giusto? La consecuzione. Sì. Lei ha detto è arrivato l'ordine da parte di Salvatore Riina di fare danni, danneggiamenti e tutto quanto, ma lei è sicuro che questo ordine sia venuto da Riina o pensa che sia venuto da Riina atteso che era parente di Bagarella? No, è stato detto specificatamente che
si dovevano portare ambasciata a tutti i mandamenti, compreso anche la provincia di Catania, dove c'erano contatti continuamente, di fare danni a forze di polizia, in particolare quelli che mi risultano direttamente. Gioacchino Calabrò, nella zona di Castellammare, che è una zona estiva dove vanno tanti agenti e forze di polizia, ne sono successi diversi. Nel mandamento nostro, nella zona di Giacalone, è stato commesso pure un attentato a una villa di un poliziotto, e tutti i mandamenti vicini, compreso la provincia di Trapani e Catania, avevano questo ordine: dove si potevano colpire si colpivano. Questo quale anno sarebbe avvenuto? Siamo sempre nel 92. Prima della strage di Capaci o dopo? Dopo la strage di Capaci. Bagarella le diede mai qualche ordine di commettere qualche azione delittuosa specifica? Ripete la domanda, avvocato, non ho capito. Bagarella le diede mai qualche ordine di commettere qualche reato specifico? Vai e ammazza quello, vai e brucia quella cosa? Eravamo un gruppo, avvocato, non è che lo diceva a me, lo diceva Gioè, lo diceva a Brusca, e si organizzava. Quindi lei assisteva a questi discorsi? No, pure ai fatti assistevo. Sì, no, ai discorsi e poi ai fatti. Dico, assisteva a queste proposte o a queste cose che diceva Bagarella, o glielo riferiva a Gioè poi? Questo... Avvocato, quando si organizzava, si comincia a organizzare, ognuno si prendeva le sue responsabilità e andavamo a fare quello che si era deciso prima. Lei dice di aver accompagnato, partendo dall'officina di Michele Traina, di aver accompagnato Leoluca Bagarella a Bagheria per un incontro, dice, che lei dove lo lasciò, disse, nella cava di Buttitta, nella cava di pietre di Buttitta, e lo vide incontrare con qualcuno? C'era qualche altra persona presente lì nella cava? Io l'ho lasciato lì e me ne sono andato. Ci doveva essere qualche altro che lo prendeva e lo portava dove altri due, non lo so, io ho fatto quello che ho detto. Quindi lei non lo vide con chi si incontrò Bagarella? No, non ho visto neanche chi l'ha preso, l'ho lasciato in un posto che mi ha detto lui, va bene, te ne puoi andare, ci vediamo a tale ora, mi ha dato un altro punto dove andarlo a prendere. Quindi quello che lei ha riferito è una sua opinione personale basata sul fatto che il mio paesano dice? Sul fatto che quando ritorna, sì, il mio paesano dice le cose continuano come prima. Ho parlato con il mio paesano, quindi deduco che da dove sta avvenendo, quindi, ecco, non sta avvenendo. Questo volevo dire, lo ha dedotto lei dall'affermazione ho parlato col mio paesano, lo deduce lei. Le cose continuano come prima. Poi fu chiarito quali erano queste cose di prima e che sarebbero dovute continuare. Si parla di Cosa Nostra, quindi si parla attentati, omicidi e quello che stava avvenendo. No, senza alcuna specificazione, insomma, è un riferimento a un programma. Non c'è stata una specificazione quale delitto si doveva fare o quali delitti si dovevano fare. Il programma che era stato fatto prima, questo sto dicendo, e infatti si è continuato a fare quello che si è fatto prima. Ma non fu specificato l'omicidio Milazzo e Bonomo Antonella, come dice lei, subito dopo la strage, che era programmato, oppure un altro omicidio
Avvocato, su questo l'ha già detto, a parte il Milazzo di volta antecedente, lo capisco, lei l'ha citato come esempio, però ha già detto che si parlò soltanto di proseguire di un programma, di un programma. Senza alcuna volevo capire, volevo scavare un poco per vedere se c'era una specificazione, ma ha già detto di no, quindi possiamo andare avanti. Ma mi era sfuggito. Questa trattativa, chiamiamola così, tra Gioè e Bellini in ordine al ritrovamento di refurtiva di tipo artistico. In uno di questi incontri mi pare di aver capito che fu avanzata al Bellini la richiesta di concedere, di far concedere, di intercedere presso chi, poi me lo dirà lei, per far ottenere a 4, 5 o 6 persone gli arresti domiciliari. Lei fu presente a questo discorso, a questa proposta? Vorrei che sia fatta una domanda, scusi, perché siccome su questo già questa domanda è stata fatta e ha risposto, con riferimento proprio alla sua presenza o meno, a che cosa ha ascoltato. Vediamo di fare domande più specifiche che possano approfondire se è necessario. Sulla base di quale conoscenza Gioè avanzò al Bellini la domanda per avere gli arresti domiciliari in favore di uomini di Cosa Nostra? In sostanza non è che io mi incontro con una persona, trattiamo di quadri e poi gli dico: senti, ci vai dal prefetto per farmi rilasciare la licenza del negozio. Insomma, che c'erano questa intimità, questo rapporto, questo discorso, se no sarebbe un discorso campato in aria se non c'erano le premesse. Non lo capisco. Dico, a che titolo, vediamo di essere, a che titolo Gioè chiese al Bellini di fare mandare agli arresti domiciliari delle persone? Bellini era un magistrato, era un funzionario di polizia, uno che in sostanza poteva prendere un provvedimento su delle persone carcerate. Era il presidente del tribunale di sorveglianza. Faccia rispondere l'avvocato Arania. Allora, prego, Barbera, anche se l'ha già detto credo ampiamente stamattina, ma comunque prosegua. Quindi perché veniva fatta questa domanda, questa richiesta a Bellini? Le chiede l'avvocato Arania. Ma sì, ma perché faceva, ho detto che questo generale, questo che comandava il recupero di opere d'arte, si riferiva a Bellini e Bellini faceva tramite, non è che Bellini doveva firmare qualche scarcerazione. Questa persona, detto da Bellini che era un generale che si interessava appunto del recupero d'arte, che cosa si può fare riguardo, non era Bellini che lo faceva solo da tramite, che cosa si può fare? Noi siamo in condizione di recuperare queste opere, che cosa tu ci dai in cambio? Noi abbiamo queste persone che hanno difficoltà a uscire dal carcere, c'è possibilità, dopo un po' di tempo viene a dire: se mi fate avere queste opere, fanno finta che sono malate e riusciamo a portarla agli ospedalieri. E voi vi fidavate, o Gioè per meglio dire, si fidava che effettivamente della promessa di questo signor Bellini avrebbe avanzato, o non era soltanto io ti do una frottola, tu mi dai i quadri? Si fidava al tal punto? Avevano questi rapporti? Infatti nessuno gli ha dato niente se non portava una notizia sicura, perché sa che cosa l'aspetta a Paolo Bellini se dice una cosa non vera. Non è che si prendeva le opere e non faceva niente, si pensava a questo. Infatti si è messo esposto soltanto uno, che era Gioè.
un'ultima domanda, così tanto per... Mi è parso di capire da una sua risposta che c'era stato in un certo periodo un contrasto tra Brusca e Bagarella. Ho capito bene? Che poi contrasto che è rientrato, se è così che ho appuntato io, mi sa dire di che genere era questo contrasto, su che cosa contrastavano i due? Dopo l'arresto di Totorrina rimanevano loro a capire cosa si doveva continuare a fare, e questo era il motivo dell'argomento di cui si stava parlando poco fa, che ritornando dall'appuntamento con Bernardo Provenzano, il quale era pure d'accordo, è venuto a dire a Brusca Giovanni di continuare lo stesso programma che si era fatto prima. Non ho altre domande, grazie. Allora, procediamo. C'è l'avvocato Milio, vedo che è pronto. Sì. Buongiorno signora Barbera, solo poche domande. Allora, lei, partiamo da quest'ultimo argomento, ha riferito in merito a questa contrapposizione tra Brusca e Bagarella. Può specificare meglio se si sostanziasse nel fatto che Brusca aveva qualche dubbio, diciamo così, in merito alla prosecuzione della strategia stragista? Aveva qualche dubbio, sì, ha detto bene. Perfetto. Lei ricorda le ragioni per le quali Brusca volesse così temporeggiare nel proseguire questa strategia? Se tra le ragioni c'entrassero, intanto se ricorda le ragioni, e poi se tra queste ragioni c'entrassero in qualche modo i rapporti con San Giorgi e i viaggi che San Giorgi faceva su incarico del Brusca. Anche, infatti mi ha preceduto anche questo, cioè il fatto che Giovanni Brusca stava tenendo una strada, se così si può dire, appunto tramite San Giorgi, aspettava qualche risposta, diceva di temporeggiare. Su questo non erano d'accordo, e invece il Bagarella insisteva Sì. Forse abbiamo perso tutti i collegamenti, quindi dobbiamo vedere se riusciamo a ripristinarli. Presidente, intanto no, c'è l'avvocato. Abbiamo sempre lo stesso problema, perché abbiamo alcuni difensori che sono in videocollegamento, quindi non possiamo procedere.
Allora, forse, non so se tutti, manca ancora forse uno dei collegamenti. Ecco, adesso l'abbiamo ripreso. Allora, riproponiamo la domanda a questo punto, Avvocato Milio. Sì, signor Barbera, le avevo chiesto se di esplicitare meglio questi viaggi di San Giorgi che il San Giorgi faceva su incarico del Brusca e se questi c'entrassero nelle ragioni per le quali il Brusca volesse un attimo temporeggiare con le stragi. Credo di sì, perché ognuno se aveva qualche strada per poter, e mi ricordo che è stato il periodo proprio quello, quando San Giorgi è andato a Roma, è stato quello il periodo, quindi diceva a Bagarella di temporeggiare in attesa di qualche risposta, non so di che cosa, e quindi qui era nato quel disguido fra Bagarella e Brusca. Sì, forse è meglio che lo specifichi un po' meglio questo episodio, cioè che cosa significa, qual era il ruolo di San Giorgi, che lei prima ne aveva parlato a proposito del possibile attentato a Martelli, ora invece sta facendo riferimento ad altre questioni, ad altri viaggi. Ci può dire che cosa sta... No, l'avvocato mi ha detto, no, io ho risposto all'avvocato se no, il viaggio è sempre quello là, quello che so io a Roma, però si cercava... da Milano, vi sono problemi di audio. Sì, infatti ce ne stiamo accorgendo. Vediamo se si riesce a ripristinare meglio l'audio dal sito riservato, perché abbiamo difficoltà a seguire. Riproviamo, vediamo se dal sito riservato adesso viene meglio l'audio, viene più chiaro. Provi a parlare, la Barbera. Sentite, signor Presidente, mi sente? No, alla stessa maniera, ancora in maniera disturbata. Sì, forse gli altri siti mi pare che invece sono tutti collegati. Ci sentite regolarmente? A parte questo di La Barbera che abbiamo perso per il momento il... Male qui, Presidente, sono l'avvocato Fermonti. Dico, se voi sentite invece dall'aula in maniera più chiara, noi nel frattempo diamo la parola al pubblico ministero che intendeva avanzare, non so, una richiesta che adesso... Se voi, ci sentite dai siti collegati? Ascoli sente benissimo. Va bene, e allora anche gli altri, perché l'avvocato Fermonti ci ha risposto, credo che anche da Milano non ci dicono nulla, quindi allora se nel frattempo il dottore Di Matteo... Sì, grazie Presidente. No, in realtà non è una richiesta, ma se il Presidente e la Corte mi autorizzano, volevo procedere ad avvisare i difensori degli imputati e le altre parti processuali che presso la segreteria del pubblico ministero è depositata da stamattina una ulteriore intercettazione che
del colloquio tra Rina Salvatore e il codetenuto Lorusso Alberto, la cui trascrizione è stata depositata stamattina dagli ufficiali di PG che hanno proceduto all'ascolto del centro operativo DIA di Palermo, ed è relativa alla registrazione effettuata il 19 agosto 2013. Ripeto, è una trascrizione che è stata depositata stamattina e quindi non è stata depositata insieme alle altre per cui vi è stato dato avviso nei giorni scorsi. Quindi allora siamo atti a verbale che il Pubblico Ministero comunica ai difensori presenti che il deposito degli atti relativi alle intercettazioni dei colloqui tra l'imputato Rina Salvatore e il detenuto Lorusso è stata integrata, il deposito è stato integrato con quello di un'ulteriore trascrizione oggi pervenuta relativa ad altro colloquio datato 19 agosto 2013. Noi ne prendiamo atto, Presidente. Certo. Vediamo, ma mi pare che ancora non abbiamo, mi pare che non sia stato ripristinato ancora il collegamento al sito riservato, quindi attendiamo ancora qualche minuto sperando di poter riprendere. E allora il video vedo che è stato ripristinato, adesso proviamo con l'audio. La Barbera, provi. Mi sente? Sì, mi sente, signor Presidente? Sì, sentiamo adesso bene, quindi possiamo riprendere, ridiamo la parola all'Avvocato Milio. Sì, signora Barbera, riprovo per un'altra volta a farle la domanda. Io le chiedo se sa se tra le ragioni per le quali Brusca volesse temporeggiare nel proseguire la strategia stragista c'erano questi viaggi che Sangiorgi faceva, e a quale scopo costui Sangiorgi faceva questi viaggi su incarico del Brusca? Guardi, precisamente io non lo so precisamente, però si cercava in generale altri referenti, voleva provare la strada quella più tranquilla, se c'era qualche referente, se qualcuno poteva rispondere a quello che si chiedeva. Io non lo so, io non ho parlato di viaggi, io quelli che conosco di Sangiorgi è quello di cui ho parlato, mentre Bagarella aveva fretta di continuare a fare quello che si era detto, nel senso attentati, omicidi e cose varie. Sì, perché io glielo ricordo per sua memoria, capisco che sono passati degli anni. Lei il 20 marzo 98 al Pubblico Ministero di Palermo, pagina 51 e seguenti, dice il Brusca parlava con Sangiorgi per cercare un referente politico, e poi accenna a dei viaggi che Sangiorgi faceva a Roma, quello che ha riferito oggi, ma anche a dei viaggi che Sangiorgi faceva in Puglia. Non so se alla luce di queste parole che le ho letto può essere più preciso. No, più preciso no, posso confermare quello che ho detto allora, ma non so più niente di più preciso di quello che allora. Mi ricordo, sì, c'è stato anche un viaggio in Puglia a cui mi ha riferito Gioè o lo stesso Brusca, ma non so gli esiti, non so nient'altro. Va bene, io comunque la ringrazio. Lei poi ha dichiarato prima che in quel periodo 92 eravate sempre, prima del suo arresto, eravate sempre insieme con Brusca e Bagarella. Io le chiedo, a proposito di questo dissidio tra i due,
ricorda se una volta Brusca ebbe una particolare reazione perché innervosito dalle pressioni di Bagarella per continuare le stragi? Devo raccontare l'espressione che ha avuto. L'espressione è quella di dice ma che vuole questo, non ha capito, io sono d'accordo, so quelle cose che insomma quei discorsi quando due non vanno d'accordo nel decidere quello che dà. Poi non parlo del 92, io sto parlando poi più che altro dopo l'arresto di Riina, parlo sempre del 93. Sì, sì. Ricorda se per caso una volta per i nervi si era messo a piangere, aveva accennato a un pianto nervoso, diciamo così, il Brusca? Sì, è successo questo, sì. Va bene, un altro argomento. Allora, lei ha già ricordato che in un paio di occasioni in quel periodo ha accompagnato Bagarella per incontrare Provenzano. In particolare le chiedo, con riferimento a quell'incontro tra Bagarella e Provenzano di cui ha parlato prima, lei ricorda tramite quale soggetto prese questo appuntamento? Ma guardi, c'erano in contatto continuamente a quel periodo, siccome c'era un problema a Belmonte Mezzagno fra Ciccio Passoia e il rappresentante del Belmonte Mezzagno, quindi con le frequenze che avevamo con queste persone, questi sono i contatti con cui aveva Provenzano, quindi sicuramente lo avrà preso Ciccio Passoia o adesso non ricordo il nome, o il rappresentante di Belmonte Mezzagno. Sì, perché effettivamente, glielo dico solo per sua conferma, il 1° luglio 96 alla Procura di Firenze lei ha dichiarato: io avevo preso questo appuntamento il giorno prima con Pastoia Francesco. Quello che ho detto adesso. Sì, infatti era solo per precisare, grazie. Poi lei ha detto anche che dopo l'incontro tra Bagarella e Provenzano, Bagarella vi informò degli esiti dicendo sostanzialmente che Provenzano era d'accordo con il Bagarella nella prosecuzione della strategia stragista già in precedenza deliberata da Riina. È corretto? Sì, corretto. Lei ricorda se Bagarella vi comunicò che fu Provenzano a dire la frase finché c'è l'ultimo corleonese si va avanti? Comunque, o Provenzano o Bagarella, comunque sì, è stato detto questo, fino a quando, per corleonese si intende, cioè anche noi quel periodo facciamo parte dei corleonesi, quindi sì, si intende con il gruppo dei corleonesi. Sì, perché glielo dico sempre per sua memoria, perché sempre in quel verbale del 1° luglio 96 lei dice al ritorno da quell'incontro Bagarella disse che si era incontrato con il suo paesano, il quale aveva detto che finché c'è l'ultimo corleonese si doveva andare avanti. Ecco perché io le ho chiesto una maggiore specificazione, ma prendo atto della sua risposta. La risposta qual è? Adesso che ha preso atto della contestazione, cioè ricorda meglio la Barbera, lei ricorda questa frase specifica che le è stata ricordata? Che è stata fatta al ritorno dell'incontro? Sì, lo confermo. Quindi lei ricorda che Bagarella disse questo. Oggi ha il dubbio se fosse una frase di Bagarella o una frase riportata da Bagarella su quanto detto da Provenzano, è così? Sì, sullo stesso contesto. Dopo l'incontro, fino a quando c'è l'ultimo corleonese, le cose proseguiranno sempre così. Sì. Possiamo quindi dire, semplificando, che anche dopo l'arresto di Riina la si pensava allo stesso modo sulla continuazione della strategia? Lo possiamo dire, sì. I fatti poi si sono visti. Sì. Un'altre poche domande sul punto. Lei ricorda di aver avuto un colloquio con Di Maggio Balduccio, nel corso del quale colloquio lei disse a Di Maggio che Bagarella era disposto a... Presidente, però scusi, sono l'avvocato D'Agostino, capisco che le domande in controesame possono essere fatte anche in termini suggestivi, però forse se prima si fa una domanda e dopo magari si procede... Ascoltiamola perché ancora non l'ha completata, vorremmo capire qual è. Poi terrò conto della sua osservazione, vediamo.
Sì, lei ricorda di un colloquio con Di Maggio avente ad oggetto un'offerta di Bagarella nei confronti di chiunque poteva portargli notizie sul capitano Ultimo? Sì, l'ha detto proprio lo stesso Bagarella. Offrivo 1 miliardo di lire e chi dava notizie sul capitano Ultimo. Sì. Lei è a conoscenza di una riunione del maggio 93 alla quale parteciparono Cancemi, Ganci e La Barbera, nella quale Provenzano dichiarò che c'era la possibilità di prendere vivo il capitano Ultimo o, qualora non ci fosse questa possibilità, anche di ucciderlo? Su quale incontro? Ma La Barbera e io? No, evidentemente La Barbera, perché lei ha effettivamente La Barbera ha citato il cognome, ma bisogna precisare che si tratta di Cono La Barbera. Sì, chiedo scusa, è una riunione che si è svolta nel maggio 93 con la partecipazione di Ganci, Cancemi, La Barbera, Michelangelo e Provenzano, nel corso del quale Provenzano disse che c'era la possibilità di prendere vivo il capitano Ultimo oppure ucciderlo. Lei ne è a conoscenza di queste riunioni, di questa riunione? No. Non ero presente. Va bene, grazie. E allora lei ha parlato anche dei catanesi, il gruppo di Santa Paolo, Aiello e Galea. Allora, non ripeto tutte quelle sue dichiarazioni al pubblico ministero, ha parlato anche di forniture di telecomandi e appoggi logistici. Possiamo dire che i catanesi erano d'accordo su questa strategia stragista deliberata da Cosa Nostra? Presidente, mi scusi, però io capisco appunto la suggestività, ma in premessa non si ricorda il dato che ha detto che a un certo punto, proprio per l'affiliazione di Mazzei, tra Santa Paola ed altri esponenti catanesi si creò una differenziazione di posizione, per cui io non mi oppongo alle domande. Però la domanda gliela possiamo fare. Sì, ma la premessa è già possibile. La Barbera ce la potrà specificare. Allora, quindi la domanda che comunque viene posta è questa. Lei sa di un'adesione dei catanesi, e nell'ambito di questa ci potrà specificare eventualmente chi sono, a questa strategia stragista? Allora, da parte del gruppo Eugenio Galea, Vincenzo Aiello e Santa Paoliani, un pochettino di meno, infatti si lamentava in Cosa Nostra palermitana che non facevano niente questi per andare avanti con quella strategia, mentre la forzatura di mettere a Santo Mazzei in famiglia è stata proprio questa, perché era d'accordo ai colleonesi a continuare a fare questo tipo di strategia. Sì, perché lei il 20 marzo 98, pagina 96, la domanda è questa, senta, chiede il procuratore Grasso, il discorso di Gioè sui catanesi, se erano d'accordo o no in queste strategie, in queste cose, si parla delle strategie stragiste, e lei risponde come no, e allora il procuratore Grasso chiede, quindi li dava tutti d'accordo, e lei dice chi poteva dare aiuto fuori dalla Sicilia si appoggiavano a qualsiasi cosa, di cercare persone, se non per trasferirci, cioè a parte il fatto di Mazzei, ne continuavano a parlare sia con Aiello, Galea, veniva spesso come referente e persona fidata del Santa Paola, quindi sembrerebbe che ci fosse proprio Avvocato, perché anche questa... Se ci sono difformità, Presidente, si contestano in maniera, ma una dichiarazione così generica rispetto a quello che ha detto non mi pare che si possa... no, la domanda del procuratore Grasso era specifico sulle strategie. Non propriamente così. Presidente, mi consenta, nella prima parte si fa riferimento degli attentati specifici a dei soggetti, Pippo Baudo, la Standa di Catania, su questo dico che... risponde La Barbera il 20 marzo del 98, Presidente. C'è una quindi è lo stesso verbale, evidentemente la Corte non lo conosce e ne prende atto. Possiamo mostrarlo in visione? Ma non è necessario, diamo a te registrato, il pubblico ministero lo rappresenta e noi ne prendiamo atto. Avvocato Milio, prosegua. Sì, andiamo a un altro argomento, quello relativo a Mazzei.
Lei ha parlato di questo contrasto con Santa Paola, poi quindi se ho ben capito il Bagarella si rivolse direttamente a Santa Paola e Mazzei venne comunque affiliato, è corretto? Sì. In merito a quest'atto dimostrativo di cui lei ha parlato, io non ho ben capito se ha parlato del proiettile di artiglieria oppure anche di un altro atto dimostrativo, perché che lei ha parlato del proiettile di artiglieria lo ha detto e quindi non le faccio la domanda, ma lei ricorda se Mazzei disse di aver compiuto un altro atto dimostrativo a Firenze? No, è sempre lo stesso, almeno sempre dello stesso si parlava. Ah, ok, va bene. E lei è in grado di collocare temporalmente questo episodio riferito da Mazzei? Sì, questo episodio siamo a settembre, prima dell'arresto, perché poi a Santo Mazzei lo arrestano, mi sembra novembre 92, è stato un po' di tempo prima. Sì, va bene. Ricorda se nell'occasione in cui Mazzei vi raccontò questo episodio, il Bagarella gli raccomandò di continuare a darsi da fare per fare attentati? Certo, continuamente. Quindi lo incitò a continuare quegli attentati. Dunque, poi lei ha parlato di un progetto di attentato relativo alle guardie penitenziarie di Pianosa, perché giungevano le notizie dei maltrattamenti, eccetera. In particolare ha fatto riferimento a Pullarà e alle notizie che stavano maltrattando i detenuti. Io le chiedo, da quando si iniziò a parlare di questi progetti di attentato alle guardie di Pianosa? Se lo ricorda. Siamo dopo la strage. Dopo la strage, quindi quando hanno aperto da subito, da quando hanno aperto Pianosa e Asinara, è stato luglio, quando è stato? Sì, luglio-agosto 92 possiamo dire. Subito, quelli che erano detenuti là, che hanno trasportato lì, detenuto al 41 bis, subito le prime visite, i primi colloqui c'erano state lamentele. Sì, poi lei ha parlato anche di un attentato nei confronti del dottore Grasso. Ricorda anche se vi era un programma di attentato nei confronti pure del dottor Caponnetto? Sì. Si conosceva le abitudini del dottor Caponnetto e in Toscana dove abitava era un facile bersaglio, perché in quanto penso che era già in pensione, non lo so, comunque dice che era un facile bersaglio. Comunque sono notizie che sono arrivate, ma non si è fatto niente, insomma, che sappi io. Sì. Guardi, in questi attentati, in questa strategia, l'arresto di Riina ha un po' scombussolato tutte le cose? Ha un po' influito? I fatti, avvocato, i fatti che sono successi lo sappiamo già, le stragi sono continuate a succedere, l'attentato a Maurizio Costanzo, io ero arrestato, però ho letto, quello fanno parte di Cosa Nostra, quindi sì, è andato avanti. Un altro argomento, velocemente, quello relativo all'attentato a Mannino. Lei ha già parlato di questa via Ventura, specificando, se ho ben capito, che glielo disse Bagarella in riferimento alla via Ventura, e che lei ha poi saputo che in quella stessa via c'era l'ufficio del Mannino. Io le chiedo, lei capì che la frase detta da Bagarella era certamente riferibile a un attentato da compiersi? Beh, il vino non lo andiamo a prendere in via Ventura noi, avvocato, non credo che, noi parliamo di altre cose, non parliamo di... Sì, quindi... Era sottinteso, insomma, avvocato. Sì, grazie. E senta, quando lei
disse al biondino quella frase di Bagarella, quella persona è lì. Il biondino le rispose qualcosa, se lei ricorda? No, si è preso un po' di tempo e mi ricordo che la volta dopo che ci sono andato ha detto guarda che il vino si può andare a ritirare. Sì, perché, glielo dico solo per sua memoria, perché a pagina 31 del verbale, quello del processo Mannino, il verbale dibattimentale, lei dice infatti non mi ha chiesto poi più niente, dice Biondino, va bene, adesso prepariamo, vediamo cosa si può fare, questo mi ha detto. Adesso le parole fossero più precise allora, però era questo, insomma. Sì. L'autorizzazione a poter fare qualcosa, quindi era autorizzato. Sì, è certo che era passato meno tempo, 15 anni in meno. Un'ultima domanda sul punto. Lei ha detto, rispondendo alle domande del pubblico ministero, che poi non so se è stato dato incarico ad altri. Io glielo ricordo direttamente, a pagina 130, cioè sostanzialmente lei ha riferito di non averne saputo più nulla dell'attentato a Mannino. A pagina 130 del verbale dibattimentale del processo Mannino, lei dice scusa, lo devo trovare. Ecco, è 129 alla fine. Il PM dottor Teresi chiede, ma comunque fu incaricato di qualcosa di più operativo? Lei dice, io ho portato l'ambasciata a Biondino. So che se ne occupavano loro, anche perché in quel periodo mi ricordo che noi stavamo lavorando su Monreale per fare l'attentato a Grasso. Lei la ricorda questa circostanza? Sì. Va bene, quindi me la conferma. Le ultimissime domande. Dunque, le ultimissime domande riguardano velocemente il tema di Bellini. Spero di non aver dimenticato nulla. Dunque, se ho ben capito, lei quindi non ha mai personalmente incontrato Bellini. È giusto? Ho capito bene? Personalmente io faccia e faccia con lui no, ero presente quando è venuto a casa di Gioè. Sì. Ero presente nell'altro piano. Sì, ho capito. Quindi diciamo tutto quello che lei ha dichiarato su Bellini lo ha preso da Gioè, corretto? Sì, tranne quando ero lì a casa di Gioè mentre lui aveva il colloquio. Sì. Senta, in merito a quei nomi che vennero fatti, vorrei maggiori specificazioni, perché lei ricorda da chi partì l'iniziativa di fare il nome di Brusca Bernardo? Da chi partì questa iniziativa di fare il nome di Brusca Bernardo? L'hanno deciso loro, dice facciamo un nome di Bernardo Brusca e poi vediamo. Ricorda se il Brusca Giovanni criticò la scelta di fare questo nome, il nome di suo papà? No, criticò, l'hanno deciso insieme, perché la decisione l'hanno preso lì, Bagarella, Brusca e con Gioè. Sì, perché io le volevo solo ricordare che è un verbale del 94, quindi 20 anni fa. Ho già detto... Il pubblico ministero chiede quale verbale. Vi chiedo perdono. È il verbale del 14 aprile 94, pagina 327. Lei aveva detto:
Ho già detto che all'inizio gli incontri consistettero nell'offerta del Bellini di pagare per il recupero di opere d'arte rubate, mentre il Gioè chiese il trasferimento agli arresti ospedalieri di Brusca Bernardo. Ricordo che Brusca Giovanni criticò il comportamento del Gioè, che aveva fatto il nome di lui padre, perché questo poteva far capire al Bellini chi stava dietro il Gioè, e disse anche che sarebbe stato più prudente fare altri nomi di altri detenuti meno importanti in un primo momento. Sì, adesso vabbè, che ricordo, all'inizio c'era addirittura un'offerta di soldi, e poi se ne parlavano Gioè con Brusca, e dici ma che ne pensi? No, ma che i soldi non ci servono, facciamo la prova con Brusca Bernardo, non facciamo la porta, alla fine si è presa questa decisione. Questo è il racconto di Gioè, insomma. Sì, ecco. Dunque, le risultano, le ultime domande, contatti tra Brusca e un uomo politico di nome Gaspare Lonigro? Sì. Ricorda se tale soggetto si fosse interessato per la situazione carceraria di Bernardo Brusca, facendogli ottenere dapprima gli arresti ospedalieri e poi quelli domiciliari? Ho fatto tutte le dichiarazioni su Rino Lonigro, che poi è paesano mio, è amico mio, era. Sì, però cortesemente, se sinteticamente potesse ripetere, cioè io le ho chiesto se Lonigro si fosse interessato per questa situazione di Brusca, se lo ricordo. Allora, Rino Lonigro è di Altofonte. È stato presentato ai Brusca, in particolare a Manuela, i contatti l'aveva con lui, e quando Bernardo Brusca è riuscito ad andare nell'86-87 all'ospedale civico di Palermo e ci è rimasto per tanto periodo, lui si vantava che era stato lui a farlo andare lì agli arresti domiciliari. Sì. Le ultime tre domande, anzi, se ho ben capito, quindi voi nutrivate sospetti sul conto di Bellini, sospettavate che fosse un infiltrato in Cosa Nostra, ho ben capito? Sì, Gioè l'ha detto pure queste cose, cioè all'inizio, essendo che si era fatto il carcere a nome con i documenti falsi e quant'altro, era messo pure sul conto, insomma, sì, si è pensato. Ecco, le ultime due domande. È corretto dire allora, alla luce di tutto quello che lei ha riferito oggi in merito ai contatti tra Bellini e Gioè, che questi contatti si concretizzarono solo in chiacchiere alla fine, in nessuno scambio, niente di concreto? No, Presidente, questa è una valutazione, è una che domanda su che cosa, come si sia sviluppato tutto il colloquio, l'ha già riferito, quindi o fa una domanda specifica, ma questa valutazione non la possiamo chiedere Signor Presidente, non è una valutazione, è tratta da un'osservazione. Che siano chiacchiere o meno, poi questo le definirà lei al momento opportuno. Allora quello che ha detto, riferito dal Gioè, o per quella parte che lui ha preso direttamente, la Barbera ce l'ha detto. Sì, allora io contesto il verbale di... Ma contesta che cosa? Prima facciamo la domanda e poi contesta. La domanda. Questi contatti tra Gioè e Bellini si concretizzarono in qualcosa di specifico o no? Hanno sortito un qualche effetto? Ha già risposto, per la verità. Comunque ripetiamo la domanda. Io dico Lei ha già detto che in sostanza poi a settembre furono abbandonati, ma in quel momento ebbero quindi un esito concreto o no? Le sta chiedendo l'avvocato Milio, lei l'ho già detto, lo ripeta. Io dico sempre, io parlo di fatti, di circostanze, di cose che io ascolto e ripeto. Poi se sono andate cose avanti o ci sono stati risultati non lo posso sapere. Vabbè, si fermi qui. Allora, avvocato Milio, lo volevo solo ricordare per sua memoria. No. Rispetto a una domanda che non è stata ammessa, la risposta che già si è capito che Pubblico Ministero porta una valutazione. No, Pubblico Ministero, un attimo soltanto. Volevo solo ricordare soltanto con una contestazione. Stavo dicendo questo. Allora, quindi se ci sono delle dichiarazioni
diverse a una stessa domanda e allora ce le leggerà, altrimenti come in altre occasioni lei ha letto delle dichiarazioni che sono più di conferma a quello che ci sta dicendo oggi, ma non è una contestazione vera e propria, quindi vorrei che ci attenessimo effettivamente. Ma infatti la Barbera ora ha detto, io ho riferito quello che ho riferito, di non aver saputo di esiti, però ha detto poi non so se sono andata avanti. Io la difformità la colgo in questo e chiedo di poter leggere quel verbale. Allora, lo legga, se c'è una difformità rispetto a questa affermazione ce la legga. E allora, si tratta del verbale reso alla Corte d'Assise di Firenze il 6 giugno 97, è la prima delle due parti del pomeriggio, pagina 60. Siccome in realtà non c'è stato nessuno scambio, c'erano soltanto le richieste che faceva il Paolo Bellini, almeno che mi risulta non. O il Gioè non ci ha fatto mai recuperare nessuna d'arte. La trattativa continuava ad andare avanti, solo così, soltanto chiacchiere, soltanto discorsi. Quando hanno fatto la proposta di poter far uscire Bernardo Brusca è crollata la cosa. Credo che noi ci possiamo fermare qui, perché veramente ritenere che sia una dichiarazione di tipo diverso rispetto a tutto quello che ci ha riferito oggi. Andiamo avanti. L'ultima domanda. Lei ricorda se Gioè fornì della cocaina a Bellini e se il Bellini la pagò oppure rimase debitore? No, sì, so che ha dato della cocaina a Paolo Bellini, adesso non mi ricordo se l'ha pagata, ma credo di no, non mi ricordo. Io la ringrazio, non ho altre domande, ricontrollo, ma credo di... Va bene, e allora andiamo avanti, vediamo gli altri difensori, mi pare che non ci sono altri interventi. Pubblico Ministero? L'avvocato Fiormonti, Presidente. Avvocato Fiormonti, prego. L'ascoltiamo. Sì, signora Barbera, le risulta se durante i suoi viaggi a Roma il danno San Giorgio è stato controllato dalle forze di polizia? Sì, in occasione del controllo che è andato a fare nella villa di Martelli ha subito un controllo di polizia, lui assieme a quel dottore chirurgo che... Sì. Avvocato Fiormonti, prego. Gaetano San Giorgi faceva uso di stupefacenti? Sì, avvocato. Sa dove si riforniva di stupefacenti? Ma qualcosa la dava, poi non è che ci avevano problemi per trovarla, comunque non mi ricordo se pure... abbia chiesto, perché diceva che ne prendeva una certa quantità, loro la prendevano per, fra virgolette, per fare soldi, poi sono nell'ambiente, si diceva che forse ne facevano pure uso. Risulta se per rifornirsi si recava anche fuori dalla Sicilia? Si stava facendo un traffico con Milano, e è stato questo appunto il periodo poi quando sono stato arrestato io. Si è chiesto un prestito a Tane San Giorgi, infatti si è recato in Svizzera a prelevare 600 milioni e me l'ha portati a Milano appunto per fare un traffico di droga. Se mai è andato in Puglia per rifornirsi di stupefacenti? No, che ricordi io, che sappi io, non lo so. Senta, Bagarella Leoluca ha trascorso un periodo di latitanza ad Altofonte? Sì. Quando? Allora, siamo nel periodo prima delle stragi, sicuro. Dopo, nell'estate del 92, si è trasferito a Mazzara del Vallo, nella zona del Trapanese, e per un periodo è stato pure da Tane San Giorgi, e poi ha evitato di venire a Altofonte, quindi si ferma lì la latitanza ad Altofonte. Il vostro gruppo si è mai interessato di un progetto di un sequestro di persona?
Sì, dopo la morte, anche prima se ne parlava, la morte di Ignazio Salvo, si è deciso di sequestrare a Campria. Campria era uno dei soci dei Salvo, anzi su questo già si era costruito un bunker nella zona di Altofonte proprio per sequestrare e chiedere dei soldi che il San Giorgio sapeva che ne aveva tanti. Precisare meglio il periodo della realizzazione di questo bunker. Allora, siccome l'ho costruito personalmente, siamo la data antecedente al mio arresto, poi mi sono spostato a Milano per questo traffico che ho parlato poc'anzi e hanno continuato loro a costruire il bunker ad Altofonte. Però poi il sequestro so che non è avvenuto, non lo so poi. Lei ha parlato di un incontro ad Altofonte tra Santo Mazzei e Bagarella. Ci vuole dire la causale di questo incontro e il perché di questo incontro soprattutto? Questo in particolare è venuto da solo, come ho detto poc'anzi, per autorizzarlo a commettere. Lui ha chiesto autorizzazione, gli è stato detto di sì. Infatti questo fatto di lì a Firenze, nei Giardini Popolo, è stato proprio il risultato di questo appuntamento ad Altofonte. Santo Mazzei vi ha chiesto mai un appoggio a Milano? Ma a me? No, al gruppo di cui lei faceva parte, insomma, di riferimento al gruppo di Bagarella, Brusca. Diciamo che non aveva bisogno, a Milano era molto molto influente lui, che poteva chiedere appoggio a noi, non mi ricordo di avere chiesto qualche appoggio. È stato mai messo a disposizione Roberto Enea a Santo Mazzei, che viveva a quei tempi a Milano? Guarda, Roberto Enea era a disposizione nostra, diciamo, di Cosa Nostra, quindi se Brusca abbia chiesto un intervento e mettersi a disposizione per Mazzei, potrebbe essere sì, come ci andavo io ci poteva andare pure Mazzei a Milano. Questo in che periodo esattamente è avvenuto? È avvenuto quando, cioè i rapporti con Enea o i rapporti fra Santo Mazzei e Enea? Appunto, perché qui, visto che lui ha detto di non saperlo, sì. È avvenuto che cosa? No, allora, prima di tutto, quanti incontri ci sono stati ad Altofonte con Santo Mazzei? Ecco, allora lei si riferisce all'incontro di Altofonte tra Mazzei e Bagarella. Per la verità ha già risposto prima, comunque possiamo farglielo ricordare. Che mi ricordi io è questo, proprio ad Altofonte, questo di cui si è parlato. Quando l'avvocato Piemonte l'ha chiesto se lo può collocare, in che periodo siamo? Sì. Anche se lo ha detto già. Un periodo prima di essere arrestato, credo che sia stato settembre-ottobre 92. Da lei ha conosciuto Salvatore Rina? Sì, l'ho conosciuto. Di persona, dico, l'ha conosciuto? L'ho conosciuto, mi è stato presentato ritualmente nell'estate del 92 in una villa a Masera del Vallo. Lei si era recato lì per che cosa? Per questa presentazione? Intanto in zona stavamo commettendo omicidi, siamo andati in aiuto ai trapanesi che avevano problemi lì con una squadra a Marsala. Ci andavamo spesso, a parte poi che in quel periodo c'era Luca Bagarella e lo stesso Rina là in zona, quindi ci andavo spesso, sia a Masera del Vallo che a Marsala. In quel periodo c'era in progetto di utilizzare delle bombe a Marsala, dell'autobombe a Marsala e zone limitrofe da parte vostra? Sì, ho sentito parlare di un attentato perché c'era un problema con uno che era opposto a Cosa Nostra, che camminava una macchina blindata scortato e quindi si era deciso di farci un attentato, solo che il problema era
che dove si recava c'era, mi sembra, una scuola con transitavano bambini, quindi so che non si è fatto. Per questo tipo di attentati avevate bisogno di autorizzazione? L'autorizzazione sempre, l'autorizzazione per quelli che sappiamo, quando c'è da fare attentati, almeno quel periodo, non diceva nessuno no. Ricorda se era contro un tale Zicchitella in questo progetto di autobomba? No, Zicchitella è stato ammazzato a Marsala e sono stato io con Gioè, quindi quello si è fatto diversamente, ma è stato Gioè a spararci, ma ci siamo andati lì con una motocicletta. Nei confronti del figlio stavate progettando un attentato o degli attentati? È stato, sì, c'era una soffiata che, a parte che Zicchitella uno l'hanno ammazzato a Torino e il padre lì a Marsala, poi c'era una riunione che questi nella maggior parte erano tutti rapinatori che stavano creando problemi lì a Cosa Nostra, nella zona di Marsala, e dovevano fare un attentato un giorno che si sapeva di un summit loro, quindi erano 5-6 persone che dovevano riunirsi e quella sera che eravamo già pronti per fare l'attentato ci ha visto una vicina di casa e siamo dovuti andare via con la paura che potevano chiamare i carabinieri, e quindi ce ne siamo andati via, ma già era pronto l'attentato, sì. Questo è un altro episodio, ma io le avevo domandato se per fare quel tipo di attentati, cioè utilizzare un'autobomba, c'era bisogno di autorizzazione da parte di chi? Torrina. Bene Presidente, io non ho altre domande, grazie. E allora, proseguiamo, mi pare che avevamo detto che altri difensori non ce n'erano, quindi il pubblico ministero voleva di nuovo la parola, può procedere. Grazie Presidente. Signora Barbera, nel momento in cui si sviluppano questi contatti e questi incontri tra Bellini e Gioè, lei ha già detto in particolare che era Gioè a tenere i contatti, voi sapevate che Bellini in precedenza aveva commesso dei reati, aveva anche delle vicende giudiziarie in relazione anche ad episodi di delitti e di omicidi che gli venivano contestati di matrice terroristico-politica? Sì, ne ha parlato Gioè, sì, si sapeva. Quindi sapevate che Bellini, già sapevate che aveva addirittura scontato, così ha detto stamattina, un periodo di detenzione, diciamo, sotto falso nome, se ho capito bene, da Silva. Sì. Ho capito bene. Sapevate questo, che quindi, e sapevate anche, meglio, Gioè vi ha detto che sapeva chi era Bellini, nel senso da un punto di vista giudiziario aveva delle pendenze per omicidi di tipo terroristico-politico. E mi scusi, una specificazione, ma Gioè che lo sapeva, l'aveva saputo da Bellini che si era mostrato in chiaro in questo senso, o lo avevate scoperto voi? O qualcun altro ve l'aveva detto? Gioè sapeva che faceva parte, insomma, che era un personaggio che era vicino a terroristi, sì. Terroristi di quale fazione? Se ve l'ha detto Gioè. L'ha detto, ma adesso non mi ricordo, ne capisco poco. Senta, ma Gioè l'aveva appreso da Bellini o da altri? Non mi ricordo, dottore, se l'ha preso da altro o lo sapeva direttamente. Ho capito. Senta, non posso fare le domande, diciamo, suggestive, però ci sono mai state occasioni
anche successive a quella in cui lei dal piano di sopra ha in parte ascoltato il contenuto, in cui Gioè ha incontrato nuovamente e a solo Paolo Bellini? A solo sì, diverse volte. Io con Di Matteo è l'unica volta che eravamo lì vicini ad ascoltare, ma tutto il resto delle volte sempre da solo. Da solo con qualche altro, ma non con me. Ho capito. Senta, andiamo a un altro argomento di cui lei ha parlato sia in sede di esame che in sede di controesame. Le lamentele, lei ha già detto, nei confronti dei catanesi che non facevano, diciamo, quello che gli veniva stimolato in termini di attentati e gesti delittuosi eclatanti. Io due cose le volevo chiedere, le faccio due domande contestualmente, poi lei mi darà la risposta. Da chi venivano queste lamentele sulla scarsa, tra virgolette, efficienza dei catanesi? Se lei lo riesce anche a indicare con una contestualizzazione temporale, cioè quando lei, se in un'occasione, in più occasioni, e da chi ha sentito lamentarsi del fatto che a Catania non si attivavano come invece veniva loro chiesto di attivarsi. Era Bagarella. Lei l'ha sentito da Bagarella. L'ha sentito in una occasione sola o in più occasioni? Ho diverse occasioni, ma che stanno a fare questi, ma che vengano a fare questi, perché quelli più che altro si gestivano, diciamo, facevano da referente a Santa Paola, ma si interessavano di appalti e cose varie. Senta, lei, non le chiedo ovviamente notizie apprese dopo, eventualmente dalla stampa, ma lei in quel momento sentì parlare dell'omicidio di un ispettore della Polizia di Stato, ispettore Lizio, il 27 luglio del 92 a Catania? Non mi ricordo, no, non mi ricordo. Va bene. Senta, un'altra domanda che prende spunto da dichiarazioni che lei ha fatto fino ad ora. Il Presidente mi correggerà se sintetizzo male la premessa. Lei ha parlato di una serie di azioni delittuose, non solo programmate, ma per le quali era già iniziata un'attività in qualche modo preparatoria. Omicidio delle guardie penitenziarie, ha detto che qualcuno ne aveva già individuato qualcuna delle guardie penitenziarie originarie, mi pare, di Trapani, se non... la vicenda dell'onorevole Mannino e della notizia che si sapeva di quando sarebbe arrivato e dove in un determinato giorno della settimana. Il progetto di attentato al giudice Grasso, che lei ha spiegato in quel momento, in quel posto fallì, ma poi non è stato fortunatamente più fatto. Non credo che quello fosse l'unico luogo frequentato dal giudice Grasso. Il sequestro di Cambria, progetto delittuoso per il quale avevate addirittura già cominciato a costruire i bunker dove doveva essere sequestrato questo... limitiamoci a indicare, non è inutile ripetere tutto quello, limitiamoci a indicare gli episodi e poi su cui vuole risposta. L'ultimo, che in realtà è l'unico che non si doveva realizzare, almeno l'unica attività che sembra essere stata fatta fuori, che è quella dello studio delle abitudini dell'onorevole Martelli a Roma. Ma posto che lei ha detto che anche dopo, per quella frase che le ha detto Bagarella, dopo l'arresto di Rina le cose dovevano continuare allo stesso modo, lei sa perché, le chiedo solo non valutazioni ma eventualmente notizie specifiche, perché tutti questi progetti che erano stati pensati e per i quali si era cominciato a lavorare per la realizzazione fortunatamente non si sono realizzati?
Noi la domanda la possiamo anche fare, tenendo presente però ovviamente che se lei fa riferimento alla frase di Bagarella, ma mi pare che ci abbia detto poi la Barbera che nel marzo del 93 lui viene arrestato, 23 marzo 93, quindi dovremmo capire a quale periodo si riferisce, nella fase interlocutoria tra quella frase di Bagarella e l'arresto di la Barbera, o anche fino alla sua collaborazione del novembre. Vediamo di essere un poco più precisi su questo. Presidente, alcuni di questi episodi anzi sostanzialmente tutti li ha datati al 1992, quindi intanto dal 92 fino al marzo 93 non si sono realizzati e per fortuna e allora, non si sono realizzati neanche dopo. Sa se furono ripresi, perché non furono realizzati tutti questi episodi delittuosi cui ha fatto riferimento? Sì, signor Presidente. Allora, al momento in cui avviene, nel 92 abbiamo proseguito fino quasi alla fine del 92, poi il 15 gennaio avviene l'arresto e quindi la collaborazione di Di Maggio e c'è un momento per capire il tempo, tutti i latitanti, anzi di più latitanti, ancora più, stavano un pochettino più nascosti, e lì chi doveva prendere le decisioni non era più Totorrina, e quindi c'è chi la pensava di un modo e chi da un'altra, ma poi i fatti, non c'è bisogno che, poi i fatti a me mi arrestano, ma i fatti ci dicono tutto, insomma, non sono io a... Ma per quello che lei ha saputo in quel momento, chi è che la pensava in un modo e chi è che la pensava in un altro, circa la prosecuzione di questa strategia di delitti, diciamo, importanti, eccellenti? Signor Presidente, ha già risposto alle domande in esame a questa domanda. La domanda in effetti è stata già posta e sostanzialmente ha risposto. Vediamo perché ha parlato da un lato di Brusca, dall'altro di Bagarella. Vediamo se ci sono domande più specifiche su questo. Per esempio su Provenzano, se ha elementi ulteriori rispetto a quello che ci ha già riferito. Al di là della frase che le è stata riferita da Bagarella in quel contesto dopo l'incontro con Provenzano, ma lei ricorda essere stata riferita da Bagarella, sulla quale non torno più. No, scusi, signor Presidente, no, qua la premessa è errata, perché ha detto, rispondendo alle mie domande, non ricordo se l'uno o l'altro, quindi ora che si venga a dire che la frase ricorda che sia detta da Bagarella mi sembra che non sia rispondente a quello che ha detto. Su risposta del Presidente ha detto mi ricordo che Bagarella disse questa cosa, non so se perché attribuito, proprio attribuito, e questo è quello che noi abbiamo ascoltato. Quindi è assolutamente in questa, diciamo, ripartizione che comunque ha fatto in maniera plastica ora, c'era chi la pensava in un modo e chi la pensava in un altro. Lei ha elementi di fatto per collocare nell'una corrente di pensiero o nell'altra Bernardo Provenzano? Le ripeto, se ha elementi... Perché al ritorno dall'appuntamento esce fuori... Al di là di quella cosa... Quell'episodio l'abbiamo già chiarito nel suo ricordo. Io voglio capire se, al di là di quell'episodio, lei ha mai avuto notizie sul posizionamento di Bernardo Provenzano in una corrente di pensiero o in un'altra. La corrente di pensiero per cui si dovevano fare altri omicidi anche in Sicilia, perché poi Mannino, Cambria, Grasso, tutto in Sicilia doveva avvenire. In Sicilia non è avvenuto più niente, per fortuna. Sì, però scusi, allora voglio dire, al di là di questo, pedante, ma i commenti pure no. I commenti lei ha fatto tutto il controesame sui commenti. Comunque ritiro il commento. Io la domanda già l'avevo fatta, al di là dell'episodio... Allora, la domanda è chiara, quindi la Barbera può rispondere. Quindi ha elementi, le ha chiesto il Pubblico Ministero, per indicare quale fosse l'opinione di Bernardo Provenzano sulla strategia dopo l'arresto di Riina? Ripeto, fino a quando c'è l'ultimo Corleonese si continua così. Passano 2 mesi, dal 15 gennaio 93 al 23 marzo 93, mi arrestano e io non so più niente. È chiaro. Non so più niente e sono successe quelle che sanno tutti, insomma. La cosa era, fino a quando c'è l'ultimo Corleonese si continua così. Quindi questo è quello che lei sa. Benissimo. Vediamo se il Pubblico Ministero ha altre domande.
No? I difensori? Nessuna? E allora qui possiamo terminare l'esame di La Barbera. Grazie, possiamo interrompere il colloquio.